Con la Presidente della Prolocco di Cavarzere state organizzando uno dei carnevali più belli in notturna, tra l'altro il 22 di marzo. Che novità ci sono quest'anno, Presidente? Quest'anno, come appunto anticipato, è la terza edizione dei carri in notturna. È la 63esima comunque di questo progetto carnevalesco di Cavarzere, che in effetti è uno dei carnevali più importanti per partecipazione di carri e anche importanza di carri. Quest'anno non è una novità, però avremo ancora i Krampus che apriranno un po'. Ricordiamo, sono quelle maschere tipiche dell'Alto Adige, molto impressionanti. Sì, però sono molto d'impatto e molto richiesti. Faremo dalle 8 alle 9, 9 e mezza, gireranno per il paese queste maschere un po' particolari, però alle 8 e mezza inizia la sfilata, inizierà con un gruppo di ballerine brasiliane, diciamo, ecco, anche se sono, diciamo, più delle zone qua attorno, brasiliane, e poi ci sarà questa carovana di carri. Ce ne sono ben 17-18, dei più belli diciamo del Veneto, perché arrivano da Bassano del Grappa, arrivano da Jesolo, arrivano da molto lontano, diciamo, e abbiamo scelto 3 i migliori e qualche gruppo. Siamo contenti che quest'anno è tornata una scuola, vuol dire torna un po', come si dice, quello che interessava a noi, anche la partecipazione un po' locale, che si era un po' persa negli anni. Speriamo che sia di buon auspicio per il futuro, insomma, che si ritorni anche in zona a ripristinare questa tradizione. Insomma. Brava Presidente, ci vuole presentare le sue collaboratrici? Le signore sono le addette alla vendita dei biglietti. No, queste sono il nostro direttivo, parte del nostro direttivo. Nell'ordine. Claudia, Morena, Alma, Doriana. Voglio ringraziare comunque l'amministrazione comunale per l'importante contributo che dà per questa manifestazione. Allora, siamo qui oggi al mercato cittadino con la Proloco, che ha organizzato un banchetto per la vendita dei biglietti alla lotteria per il 22 marzo. Questa serata, la chiamiamo serata storica di Cavarzere con i carri allegorici, e grazie alla Proloco, che ovviamente è il nostro partner nell'organizzazione dell'evento, ma soprattutto, diciamo, è colei che segue e cura la vendita dei biglietti alla lotteria. Una lotteria importantissima, i cui biglietti sono in vendita nei vari esercizi commerciali del paese, e oggi con il banchetto durante il mercato cittadino ci saranno anche venerdì prossimo, quindi noi invitiamo ovviamente tutti i cittadini ad acquistare i biglietti della lotteria, che servono ovviamente per finanziare le tante attività della Proloco. 2 euro a biglietto, moltissimi premi. L'estrazione ovviamente avverrà il 22 marzo alle ore 10:30 di sera con la premiazione dei carri, e quindi invitiamo tutti i cittadini ovviamente a recarsi nei vari esercizi commerciali, e se non trovano i biglietti perché stanno andando a ruba, di recarsi venerdì prossimo al mercato cittadino, dove potranno acquistarli tranquillamente.